Sicuramente per me era forse la gara più difficile da affrontare, pure perché venivamo dall'esperienza con il Molise. Quando trovi una squadra che deve uscire dalle sabbie mobili, ne siamo noi l'esperienza forse più chiara in questo campionato. Per affrontare noi nel momento che eravamo lì sotto, per tutti sapevano che era quando trovi una squadra in difficoltà, ferita, che vuole uscire da lì sotto, Alessandro Sale come noi inizio campionato sta lottando per uscirsene. Quindi sapevamo che aveva mille insidie questa gara, però ecco, la commento attraverso la prestazione dei ragazzi, confermare giorno dopo giorno quello che proviamo in settimana. L'unica cosa che ho detto ai ragazzi, massima attenzione, ogni cosa devo mettere il loro entusiasmo, fare ciò che facciamo negli allenamenti, perché altrimenti non ha un senso provare alcune cose, stare lì a determinare, cercare di determinare le gare e poi non le facciamo. I ragazzi oggi so che in questo rispondono sempre presente, quindi ecco, questo mi ha fatto vivere la partita con intensità, ma con consapevolezza che appena riuscivamo a sbloccare il risultato, ecco lì normale con una squadra come l'Alessandria puoi metterla poi in serie difficoltà perché gli dai un colpo importante. Insomma. Che cos'è che ha fatto la differenza? Ma ecco, aspettare il momento giusto. Aspettare il momento giusto ha fatto la differenza, attraverso quello che abbiamo provato, ripeto. Però aspettare il momento giusto, non avere l'esasperazione perché volevamo vincere. Noi, ripeto, l'ho detto anche in pregata qui con voi, noi si prova a determinare le gare, però non per questo non riesce a sbloccare il risultato, perché tante volte siamo una squadra che spesso riempiamo molto la metà campo avversaria, abbiamo spesso il dominio del gioco, soprattutto con alcune formazioni e con alcuni moduli riusciamo ad avere questo, quindi se non lo sblocchi il risultato può entrare in nervosismi. Ecco, quella è la pazienza, quello che ho detto ai ragazzi a fine primo tempo, continuare perché arrivava il gol e i ragazzi sono contento perché è arrivato su più situazioni sia da fermo, provate e riprovate con lo staff, uno staff che lavora molto su queste cose, ho castigato che dà molte attenzioni sui piazzati, sui calci d'angolo, le punizioni e anche su azioni provate, quindi ecco, è un credere nel nostro lavoro. Poi la domenica io lo dicevo sempre, noi staff abbiamo lavorato, ora siamo con voi a darvi una mano, dateci soddisfazione. I ragazzi credo che lo stanno facendo. 2 doppiette. Sì, 2 doppiette molto importanti, ma credo che i personalismi, sono felicissimo che soprattutto che Daniele ragazzo sta arrivando a una cifra, magari supererà il suo record, è a 16 gol. No, lui ha fatto 17 qui, mai? Sempre 15, quindi sono contento perché sì, 17 corazze. E quindi questo, ma indipendente da questo, noi Daniele oggi ha fatto un lavoro tattico importante, gli ho chiesto sacrificio, delle diagonali in mezzo al campo che ha fatto, perché spesso facciamo un lavoro in mezzo al campo che è dispendioso, e un giocatore con questa qualità gli chiedi determinate cose, è fondamentale, ma potevo segnare anche io dalla panchina, qui la prima cosa è l'ovvia, insomma. Quindi questa poi fa piacere perché magari alcuni giocatori si tolgono le soddisfazioni, magari da qua alla fine si toglieranno soddisfazioni dagli altri. Oggi c'è stato l'esordio in questo campionato di Secci, perché so che ha già fatto l'esordio, sui ragazzi sto dando molta attenzione, stanno allenando davvero bene, sto parlando molto con loro, avevamo Sanna comunque oggi in primavera, c'è Occhioni che sta lavorando benissimo, sono giovani che vengono da un percorso fatto in questa società, quindi dare valore al percorso che mi ha preceduto, di questi ragazzi, di questa società che crede molto nei giovani, è importante. Quindi oggi ecco, l'ingresso di Secci dà un segnale che io in queste cose sono molto attento, perché i ragazzi lo sanno. No, è importante la vincere, dai, adesso sono frasi fatte, ma c'era qualcosa dentro anche prima della partita che ci sentivamo la partita, perché sapevamo che era una partita fondamentale. Dopo mi sono venuto l'ultima volta qua, che era la partita con l'Imolese, che stavamo parlando di una sconfitta brutta.
E quella sconfitta insomma ci ha fatto anche maturare, nel senso che comunque oggi si è visto una squadra che sapeva quello che voleva e ripeto, già prima della partita, ma non solo io, tutti i miei compagni, anche durante la settimana, abbiamo preparato bene la partita. Questo è merito, come ho detto dal primo giorno che sono arrivato, dello staff che ci mette a disposizione tutto per far bene, per poi fare un risultato così, ecco. Quanto vale questa vittoria? Per noi oggi era fondamentale, come si dice, una finale? Sì, era una finale e quindi le finali vanno vinte, le partite vanno vinte e per noi era fondamentale, soprattutto per quello che hanno passato i ragazzi. Io fortunatamente non l'ho passato, ma ho avuto modo di parlare con loro e penso che hanno passato anche dei brutti periodi, no? E quando parlo con i ragazzi vogliono uscire, no, da una situazione, da una classifica che fondamentalmente non si meritano. Mi immedesimo in loro, quindi so quello che hanno passato e oggi insomma ce la godiamo. Senti, col tuo arrivo l'Olbia ha cambiato completamente dal punto di vista dei risultati e del gioco. Quanto è merito tuo e quanto è merito di No, guarda, non è il merito del singolo, è il merito veramente della squadra. Seguo le interviste anche, le leggo, ma a tempo perso. E ci tengo a ringraziare il mister, ci tengo a ringraziare lo staff tecnico perché veramente hanno un senso di appartenenza. Certe volte il mister non si prende neanche i meriti, no? Ed è bello, no? Quando vuoi far passare sempre i giocatori come quando vinci è merito dei giocatori, quando perdi è colpa dell'allenatore. È bello che comunque anche questa vittoria se la goda, perché veramente non è per avere un tornaconto mio personale, non mi interessa, cioè a 35 anni non mi interessa questo, ma non mi interessa, non mi interessa neanche quello, non mi interessa neanche quello. Ci tengo veramente a ringraziare veramente per quello che fa la società, per quello che fa lo staff, perché si è creato veramente un qualcosa di bello che se si deve andare in guerra, se si deve andare a far battaglia, si va a far battaglia tutti insieme. Questo è bello e ci tengo veramente a ringraziare il mister Castricato, i prof, tutta la gente che lavora, ma veramente per noi, perché poi ci mettono a disposizione tutto quello che c'è bisogno. Solo una curiosità, quanti doppiette hai fatto in carriera? 2. Sì, Cagliari-Palermo quando sono rientrato dall'infortunio, poi a Regina. Ma questa è il terzo. Sì, scusa, questa è la terza. Questa è la terza. Però è il record giusto stagionale. Sì, eguagliato, dai. Però ma no, io ho sempre pensato, ed è stata sempre la mia forza, che quando arrivo in un gruppo sano la cosa bella è il gruppo, e quindi che facesse doppietta un'altra persona che non è un problema. Io ho fame, ho voglia, mi diverto, voglio insomma trasmettere qualcosa, dare qualcosa ai ragazzi, ai più giovani, quello insomma che mi hanno insegnato, ecco. E quello che mi hanno insegnato per me
è legge, quello è il calcio. Quindi cerco di farlo anch'io perché mi hanno aiutato tanto. A 3 turni dalla fine fai una tabella di marcia per la salvezza. No, adesso c'è la Recanatese e poi si vedrà. Certo, ora siamo in una posizione di classifica dove no, tranquilli no. Fin quando non hai la matematica no, però ci godiamo insomma il momento, ecco, che è un momento importante per noi e che ce lo meritiamo.
Sì, il primo tempo ho fatto male, molto remissivi, impauriti, ho subito molto l'avversario. Il secondo tempo decisamente meglio, peccato aver preso il gol al secondo minuto. No, possiamo parlare di situazioni che sicuramente non sono state fortunate, e diversi episodi oggi ci sono andati contro, fa parte del calcio. Dopo fa parte del calcio, in certi campi è anche quasi normale che mezza e mezza tenda un po' dalla parte della squadra di casa, sia per la condizione di classifica per il tipo di partita, però sono contento perché abbiamo comunque tenuto testa, una squadra molto forte. Sì, sarà un'altra partita difficile, sappiamo benissimo che sarà un'altra partita difficile, ma cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi possibili perché ci serve fare qualche punto. È arrivata anche un'altra espulsione. Sì, vabbè, fanno testa. Non voglio tornare su quello che ho visto. Sembra che mi voglia giustificare la sconfitta con un errore. Va bene così. Sì, bella partita combattuta su un campo difficilissimo, con una squadra che non merita il posto che ha, perché ha anche grandissimi giocatori, Di Gennaro che è un giocatore importantissimo. È stata una partita a due facce, siamo partiti bene, abbiamo fatto gol, poi loro si sono buttati in avanti per cercare di pareggiare la partita, ma abbiamo tenuto bene fino alla fine del primo tempo. Poi nel secondo tempo l'arbitro si è inventato un rigore e che vorrei tanto rivederlo più tardi, e loro hanno pareggiato questa partita. In quel momento lì hanno avuto uno slancio per poter venirci a far male, però la mia squadra bene, compatta, abbiamo continuato a giocare. Perché? Perché era troppo importante tenere palla, far girare palla, e nei cambi sono stato poi premiato, io come allenatore, la Zaghena è stata premiata dalla serietà di questi ragazzi che stanno fuori, che quando entrano danno il 100%, nome su tutti Poli, che era tantissimo che non giocava, oggi è entrato in una partita difficile, ha fatto delle grandissime cose. Poi Ardit ha fatto il gol del 2-1, è un ragazzo che può crescere ancora molto, e Bollo, sono molto contento di Bollo che è rientrato. Bollo quando tocca la palla si vede che è 3-4 categorie superiore agli altri, e speriamo di averlo anche per giovedì, però questi 3 punti portano avanti l'Arzaghena in classifica. Non parliamo di playoff, non parliamo di salvezza, parliamo soltanto dell'Angri di giovedì, perché giovedì sarà una battaglia e che cercheremo di portare a casa i 3 punti. Complimenti a tutti, ai ragazzi, perché oggi sono 3 punti che valgono doppio. Tanto ci si è visto lo spirito della squadra, si è visto una squadra compatta che ha saputo soffrire e approfittare nel momento che dovevamo fare male. Non era facile venire qua a portarsi via 3 punti in un campo veramente difficile, loro veramente bene, e noi eravamo consapevoli che dovevamo soffrire e essere molto attenti in 90 minuti. Siamo stati bravi a non mollare e a credere fino alla fine. Si rigioca fra pochi giorni contro l'Angri in casa, ora si deve guardare partita per partita e cercare di arrivare il più lontano possibile. Sicuramente adesso a riposare. Giovedì abbiamo un'altra battaglia, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, che siamo forti, però giustamente dobbiamo pensare partite dopo partite. Sì, noi nel primo tempo siamo andati giustamente in vantaggio, facendo una gran partita. La partita è stata preparata in modo impeccabile dai ragazzi durante la settimana e l'hanno interpretata nel modo perfetto. Insomma, io la settimana le avevo detto ai ragazzi: questa partita, perché si possa fare il risultato dovete fare la partita perfetta. La partita perfetta la si prepara in settimana, e loro hanno avuto l'atteggiamento giusto in settimana, è stata preparata bene e l'hanno interpretata ancora meglio. Hanno fatto una partita di grande spessore per quelle che sono le nostre qualità e al cospetto di un avversario che sappiamo il valore che ha. Quindi grande merito all'Atletico Uri, e questo deve essere
uno stimolo per continuare. Mancano ancora 5 partite, sono 5 finali, non abbiamo fatto ancora niente, però vogliamo giocarcela fino in fondo perché ci crediamo nel lavoro che facciamo, crediamo nei valori di questi ragazzi, della società e di tutto. Quindi l'Uri è vivo e l'Uri continuerà a giocare fino alla fine per raggiungere il suo obiettivo. Sì, noi siamo lì, non è che siamo lì insieme a tutte le altre, però ripeto, in 2 punti c'è la retrocessione e c'è la salvezza, quindi sappiamo che sarà una sfida che si risolverà probabilmente all'ultimo turno. Dobbiamo pensare a fare i più punti possibili, però con questo atteggiamento, con queste prestazioni pensiamo di poter dire la nostra fine alla fine, con grande umiltà e con grande rispetto di tutti gli avversari. No, bravo, hai detto bene, mi fa piacere che lo dite voi, che seguite l'Atletico Uri. Io, ripeto, ero 3 mesi che non parlavo proprio perché non volevo espormi, però ci sarebbe tanto da dire. L'Atletico Uri sta subendo tanti torti quest'anno, ne ha subito tantissimi e noi non abbiamo mai recriminato, ma abbiamo sempre lasciato perdere gli arbitraggi, come lo stiamo lasciando perdere anche oggi. Non stiamo parlando degli arbitraggi, stiamo pensando solo a noi stessi, però questo non significa che non meritiamo il rispetto, insomma, ecco, cioè, lasciamo ci siamo già passati troppe volte, adesso è tempo di farsi sentire. L'Atletico Uri, insomma, gioca un bel calcio per quello che può, in base all'organico che abbiamo, alle nostre risorse. Cosa possiamo dire? Il nostro obiettivo non è vincere il campionato, è salvarsi, e lo stiamo facendo, stiamo giocando con merito e anche bene, secondo me, insomma, per quello che stiamo facendo. I punti nessuno ce li ha regalati, se abbiamo 33 punti ce li siamo guadagnati tutti, secondo me ne mancano anche tanti per quello che avremmo meritato in base alle prestazioni fatte, e voi lo sapete benissimo. Partita importantissima, vittoria che meritavamo per quello che facciamo durante la settimana. Tutta la settimana abbiamo lavorato benissimo, l'abbiamo preparata dal martedì al venerdì nei migliori modi, e il campo abbiamo dimostrato quello che meritiamo e dobbiamo solo continuare così. Ogni partita ha un atteggiamento, quello che abbiamo avuto oggi. Fin dal primo giorno, sia con i compagni che con l'ambiente esterno, mi sono trovato benissimo, quindi anche questo mi ha aiutato molto a integrarmi benissimo nel gruppo. Quindi la società non ci fa mancare nulla e dobbiamo solo dimostrare in campo quel che valiamo. Sono sicuro che arriveremo all'obiettivo prefissato a inizio stagione. Sono 3 punti importantissimi, ma giovedì abbiamo un'altra finale e pensiamo partita per partita e alla fine arriverà quel che meritiamo. Sì, è stata un'ottima partita, una partita molto molto importante contro una squadra che secondo me sta facendo molto bene. È vero, è stata condizionata dal vento perché è fastidioso. Il primo tempo forse eravamo un po' troppo bassi, qualche palla lunga. Al secondo tempo siamo saliti un po', dopo il 2-0 ci siamo riabbassati, però devo dire la verità, abbiamo retto bene, ma oggi era una partita di sacrificio, ma l'importante era portare a casa i 3 punti come abbiamo fatto. Adesso mancano 5 partite, dobbiamo tirare fuori il massimo, anche rischiando qualche cosa, cioè giocando per portare a casa punti. E niente. Ci godiamo questa sera questa partita e da domani già dobbiamo pensare alla Lupa Frascati di giovedì, che è una partita molto tosta perché è una squadra costruita per far bene e lo sta dimostrando. Partita sbloccata da un gol spettacolare. Sì, Marco Aiana, questa è la 3ª partita che fa da titolare, è un ragazzo che si è sempre allenato. Io ci ho parlato parecchie volte perché c'è stato un periodo che stava un po' giù, ma fa parte del calcio, l'ho sempre tenuto in considerazione come ho tenuto tutti, poi c'è sta sempre il momento da sfruttare. Lui sta bene, oggi ero sicuro che facesse gol,
l'ha fatto, sta bene fisicamente, si vede, e sono contento soprattutto per lui perché ha capito tante cose e sono contento veramente per Marco. È un'Ilva che si presenta in gran forma per questo rush finale. E l'Ilva secondo me è stata sempre in forma, nel senso che se guardiamo i risultati non è in forma, però quando vince è in forma, però è l'Ilva che ha sempre lottato su tutti i palloni, delle partite ha giocato molto molto meglio di oggi, non abbiamo portato a casa il risultato, però niente, sappiamo che c'è da soffrire, questi 3 punti fanno morale ma soprattutto fanno classifica e adesso queste 5 giornate vediamo cosa succede. Noi oggi abbiamo fatto il nostro, ora vediamo i risultati delle altre squadre. Sì, quello che dico sempre ai miei ragazzi è che l'unica cosa, si può sbagliare partita, si può perdere, vincere, pareggiare, ma l'importante è l'atteggiamento messo in campo. Se uno esce fuori che ha dato tutto, da parte mia non ci sarà mai un rimprovero perché uno dà tutto, poi la partita può uscire bene o può uscire male, però questi ragazzi, ripeto, come ho detto già tantissime volte, dal 25 luglio non c'è un giorno dall'allenamento dove posso dire che uno si è risparmiato, assolutamente non lo posso dire. E li ringrazio come ho sempre fatto, sia quando vinciamo che quando perdiamo, perché tanto io li vedo tutta la settimana e so che ragazzi sono. Sì, io sono contento per Fausto perché è un ragazzo che si allena come tutti gli altri al 100%, ma sono soprattutto contento perché ho visto come è unita questa squadra, perché Nacio poteva andare in porta, l'ha passata a Iana poteva andare in porta, l'ha passata a Chiappetta, nessuno ha pensato a se stesso, ha pensato alla squadra e adesso lo sto dicendo, a loro lo dirò lunedì all'allenamento, è un vero gruppo.